probabilmente... Le fatture contengono importi che non convincono, anzi sono ritenuti gonfiati, non corrispondenti ai dati effettivi, reali, ma sono calcolati su dati presuntivi in eccesso rispetto all'acqua effettivamente consumata. Nel 2006, a cui si riferiscono gli avvisi di pagamento inviati agli utenti in questi giorni, la gestione idrica era ancora di competenza del Comune di Agrigento ed è all'ente che le associazioni dei consumatori si sono rivolte. L'incontro convocato dall'assessore alla tutela dei consumatori Piero Mirotta in presenza del dirigente dei servizi finanziari Giovanni Mantione. Per i rappresentanti delle associazioni le bollette andrebbero sospese in attesa di verifiche. Che loro partono da un dato oggettivamente valido che è la lettura effettuata da Girgenti Acque e a ritroso vanno al dato del 2004, un dato che non è trasparente per il semplice fatto che non è stato rilevato da nessuno, è un dato calcolato, è un dato di riferimento. Non possiamo noi fare una differenza fra un dato visibilmente e realmente ed è inconfutabile, quello della lettura di Girgenti Acque, e poi al 2004 un dato fatturato. Allora, se noi facciamo la differenza fra dato reale e dato reale, noi troviamo le differenze giuste. Ma se noi togliamo da un dato reale un dato fatturato, le differenze sfasano e quindi abbiamo addirittura anomalie che determinano dei consumi per un solo giorno di oltre 2 metri cubi al giorno. Non è possibile, è impensabile. Abbiamo proposto una sospensione di queste bollette e l'abbiamo motivata in questa maniera. La sospensione potrebbe portarci a rivalutare, a riconsiderare un metodo concertato che potrebbe essere che per una larga parte, una minima parte, si utilizzare il sistema di forfettizzare a tutti gli utenti un determinato numero di metri cubi, per la restante parte riconsiderare il tutto alla luce anche dell'effettivo consumo. Quindi il costo a carico degli utenti e dei cittadini verrebbe ad essere, se si rifacesse il tutto, un costo sopportabile. Sospendere le cartelle del 2006 non è possibile, hanno spiegato il dirigente Mantione e l'assessore Mirotta, a pochi giorni tra l'altro dalla scadenza dei pagamenti. C'è invece la disponibilità del Comune di Agrigento ad analizzare caso per caso. Le singole associazioni dei consumatori o anche i consumatori potranno far pervenire delle istanze di sospensiva presso il Comune di Agrigento nel caso in cui dovessero emergere delle discrasie evidenti ed oggettive con dei dati inequivocabili. Queste verranno sospese, eventualmente anche in autotutela annullate. Nel caso in cui però ovviamente questi dati non dovessero essere oggettivi, il pagamento dovrà avvenire senza alcuna contestazione. Il problema è in via di esaurimento perché stiamo interessando l'annualità 2006, poi resta l'annualità 2007 e lo scorcio di inizio anno del 2008, poi si conclude la competenza del Comune a riscuotere i canoni idrici. L'attenzione sarà poi volta a assicurare funzionalità e correttezza nella gestione del servizio e nella richiesta dei pagamenti per le bollette del periodo corrente, per il quale ci sono altre problematiche, quali le tariffe che adesso devono essere aggiornate, per le quali insomma ci sono altre sedi di approfondimento diverse da quella di oggi.